Ben ritrovati dalla redazione. Trieste, incendio all'ultimo piano di una palazzina in via Crispi 43 nelle vicinanze dell'incrocio con via Rossetti. Almeno 5 le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Sono state evacuate 2 palazzine. Una signora anziana è stata investita da alcune scintille che l'hanno colpita mentre usciva dalla palazzina. Fortunatamente non è stata ferita in modo grave. Sono stati soccorsi anche 2 vigili del fuoco visitati dai sanitari del 118 per accertare le condizioni di salute dopo l'intervento. L'escursione in barca, un bagno alla tragedia, colto da un malore. Un uomo austriaco del 1978 è morto nel pomeriggio di ieri, soccorso prontamente in loco sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, espiato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato trasportato con urgenza. Le sue condizioni si erano rivelate troppo gravi. Aveva noleggiato un'imbarcazione forse per scoprire quegli scenari naturalistici suggestivi dell'Alto Adriatico insieme alla moglie. Così l'uomo aveva preso la volta dell'isola della Marinetta. Qui un tuffo in acqua fatto da preludio al malore da cui l'uomo non si è più ripreso. È stata la moglie dell'uomo nei frangenti successivi al malore ad allertare i soccorsi tramite chiamata al numero unico 112. Serata movimentata sul lungomare di Barcola. Un giovane è stato arrestato dalla polizia locale dopo una fuga durata qualche minuto. Stando a quanto si è preso, il giovane si sarebbe reso protagonista di un furto nella zona della Pineta. Una volta fuggito dal luogo del furto, il ladro è stato rincorso da un agente della polizia locale che è riuscito a raggiungere il giovane anche e soprattutto grazie all'aiuto di diversi bagnanti. Uno di questi ha sgambettato il ladro facendolo cadere a terra, poi fermo con la polizia locale che l'ha fermato per le operazioni di rito. In Friuli Venezia Giulia il 37% delle imprese del terziario fa richiesta di credito per investimenti, con un netto aumento rispetto al 29,4% del primo trimestre 2025. Si tratta del doppio della media nazionale. Il segnale di un sistema produttivo dinamico riguarda con fiducia la seconda parte dell'anno, in un contesto in cui si conferma la resilienza del terziario. Lo ha sottolineato il presidente di Confcommercio FVG Gianluca Madriz sulla base dei dati dell'osservatorio congiunturale realizzato in collaborazione con Format Research. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, sul Carso, a Trieste, Borino molto caldo con temperature massime decisamente alte, diffusamente superiori ai 35 gradi centigradi. Per quanto riguarda le temperature minime, in pianura fra 18 e 21 gradi, sulla costa fra 23 e 25, le massime in pianura fra 35 e 39, sulla costa fra 33 e 37 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.